Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, Frattesi è un nuovo giocatore dell'Inter. L'Inter ha trovato l'accordo con il Sassuolo sulla base di 25 milioni più altri 8. Gli daranno un altro giocatore, se non sbaglio Murattieri, se non sbaglio, una cosa del genere, non vorrei dire una cavolata. Comunque 33 milioni, 33 milioni il valore dell'operazione. Quindi Frattesi andrà all'Inter. Addirittura negli ultimi giorni si è parlato, guardate che il Napoli si è inserito per Frattesi. Il Napoli non ha mai preso in considerazione Frattesi, ragazzi. C'era solo l'Inter su Frattesi, addirittura si era parlato di Juventus, ma è impossibile, nemmeno la Juventus. L'Inter è quella che si è mossa prima, l'Inter è quella che ha chiuso subito l'affare Frattesi. Vi devo dire la mia. Il ragazzo ha qualità, però ora lo faranno passare per il grandissimo top player che cambierà la squadra di Simone Inzaghi. Sarà il nuovo Pirlo, il nuovo Dejan Stankovic, sarà il nuovo Snyder, perché tanto in Italia funziona così. Diamo tempo ai giovani di crescere, di maturare, ragazzi, perché in Inghilterra i giovani giocano subito? Perché non hanno tutte queste pressioni mediatiche che gli creiamo noi in Italia. Sono più intelligenti di noi, perché naturalmente non sono lì a pomparli subito. Rashford sarà il nuovo, che vi posso dire, il nuovo Pelé, il nuovo Neymar, il nuovo Messi. No, lì stanno zitti, li fanno lavorare. È così che funziona. Anche in Italia dovremmo imparare. Perché ora Frattesi verrà fatto passare come salvatore dell'Inter, come Giuntoli alla Juventus. Il salvatore, Giuntoli non ha mai concluso nulla, c'era Micheli e quell'altro signore che concludevano gli affari e facevano il talent scout. Giuntoli faceva chiudere solo gli affari, basta. Non vi credete che Giuntoli faceva firmare i contratti, ma gli scout e gli scouting erano altri, quindi lasciamo stare. Detto questo, signori, sono felice per il giocatore, sono felice per l'Inter sinceramente, perché sta passando questo periodo di vendita quasi totale dei giocatori. Onana di sicuro venderà Onana, perché per prenderti Frattesi devi vendere di sicuro Onana, e poi si guarderà. Secondo me Lukaku a questo punto non lo prenderanno, perché hanno preso Thuram, se non sbaglio, hanno preso Thuram, e quindi ecco, vanno a rinforzarsi, secondo loro si vanno a rinforzare, ma io già l'ho detto, meglio di Brozovic di sicuro, perché Brozovic non è questo grande fenomeno che vi hanno fatto credere, diciamoci la verità. Ecco, interisti, siete contenti? Secondo voi è giusto pagarlo 33 milioni di euro? Io è lì che voglio arrivare. È giusto pagare Frattesi 33 milioni di euro? Oppure era meglio non dare il giocatore Murattieri, se non sbaglio Murattieri, ma non mi ricordo, scusatemi interisti, ma non mi ricordo. Oppure era giusto dargli tutti e 33 milioni cash? Oppure pagarlo in comode rate come fece la Juventus con Locatelli? Però si rimane lì. L'Inter non è la Juventus, difficilmente ti darà il giocatore senza il giocatore a rate. Locatelli lo pagheranno in 4 rate, se non sbaglio, in 4 tranche addirittura, quindi lasciamo stare. Comunque, interisti, fatemi sapere se siete contenti di Frattesi all'Inter. Io vi iscrivetevi al canale, perché è gratis. Io pure se siete interisti, iscrivetevi al canale. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo che questa sera forse facciamo una live perché si parlerà di Samardžić, di Federico Chiesa. Ci sono molti giocatori intorno al Napoli che stanno orbitando, Comunque ci vediamo più tardi in un nuovo video, se riesco a farlo uscire, perché sono già le 5:25. Mo vediamo un pochino. Iscriviti al canale sempre e comunque, forza Napoli, da vostro Neapolis 1926. Ciao, aiù.